Hola amigos, buonasera ragazzi e salve guagliò. Spal 1 Napoli 1. Non so se devo stare incazzato o devo stare triste. Sono tutte e due cose perché proprio non è possibile, è incredibile pareggiare una partita come questa con l'ennesimo palo, l'ennesimo miracolo del portiere avversario, l'ennesima distrazione difensiva, l'ennesimo rigore non dato, che quando vanno loro la nuova regola vale toccare il pallone col braccio, con la mano, in qualsiasi... vabbè. Fanno a modo loro, sti bastardi, a modo loro le fanno regole, siete dei bastardi, sporchi bastardi. Arbitraggio italiano è corrotto e incompetente. Fate schifo, schifo, pena, fate proprio, mi date il vomito. Siete dei miserabili, siete. Siete dei miserabili, sia chi sta in due varri, chi sta in due cessi e chi che sta in mezzo al campo. Siete buoni apparati a un arbitro buono, pure con la telecamera. Finiamola con le polemiche, poi dicono che dipende, mo si troveranno, daranno una spiegazione, si troveranno una scusa perché non hanno dato questo rigore. Vabbè. Dopo quel rigore di Firenze che abbiamo avuto a danno di Zelischi, voglio proprio vedere cosa hanno dato. Vabbè, lasciamo perdere. Spal comunque che ha giocato un'ottima partita, a viso aperto, almeno nel primo tempo, poi dopo appunto un po' Napoli ha cercato di vincerla, un po' la Spalla si è chiusa, un po' abbastanza si è chiusa e non ci sono stati spazi, c'è stato un palo di Fabian Ruiz, un miracolo di Briscia, come si chiama Briscia, Beriscia. Vabbè ragazzi, io penso che mi sembra su Insigne o su non mi ricordo nemmeno come hanno fatto, ma non ci ha fatto a fuoco video prima, che sei proprio senza genere, proprio quella cosa che dobbiamo dire più? Imprecisione, distrazione difensiva, imprecisione in attacco, distrazione difensiva, arbitraggio sempre più scandaloso perché proprio fate proprio schifo, lo ripeto ancora, fate schifo. Io spero che un giorno si arbitreranno gli arbitri stranieri in Italia perché c'è troppa corruzione, troppi misteri, troppe fanno in regola come vuoi mettere una regola, che poi è una regola di merda perché per me questo è un rigore che si poteva pure non dare, no? Ma con la nuova regola la stessa, cioè quello non capisco, quando vanno in loro vale, quando non vogliono loro non vale. Se tornate mo i rigori che cioè, stanno dando più rigori, non li stanno dando più. Nelle prime partite ti davano quasi pure se toccavo con l'ogna ti davano un rigore. Mo se è tornata un'altra volta alle vecchie regole, vabbè, interpretazioni proprio a comodi loro, però io non volevo vincere con questo rigore, per me siamo stati imprecisi sotto porta, sfortunati e l'avversario è stato all'altezza, perché è un pareggio, magari nel secondo tempo meritavamo qualcosa in più, però è un pareggio che ci fa capire, dopo il pareggio della Juve, dopo il pareggio dell'Inter, dopo il pareggio con altre squadre anche di cui noi abbiamo affrontato, ci fa capire che è un campionato che anche le medio piccole, le provinciali, comunque squadre che lottano per la salvezza o non hanno obiettivi, hanno quella forza, quella volontà di giocarsela, di difendersi, di volersi portare il risultato, cioè, a me si fa interessante perché a me non dà scontato tutti i risultati. Buonavola, il risultato scontato non lo è già da tempo. Me proprio... oh, prossima partita ragazzi con l'Atalanta. Prossima partita con l'Atalanta. Atalanta che sta a 1000 all'ora. 28 gol in campionato in 9 partite. 20 punti. Attacco mostruoso anche senza Zapata. Fanno paura ragazzi. Io spero che lotti fino alla fine per
un bel posizionamento, non solo Champions, ma proprio nelle prime posizioni. Se continua così, perché comunque è una squadra che ha fatto più punti nell'anno solare, ricordiamo, mamma mia. Complimenti all'Atalanta, complimenti alla SPAL, forza Napoli, perché comunque posso dire, ragazzi, Ancelotti io non capisco questo, non dà una fisionomia alla squadra. Mo' ha cagnato una voto Meretta, mi sa Ospina, cioè non dico che Meretta non avrebbe subito quel gol, ma perché cambiare anche, fare il turnover anche del portiere, che è quello che inizia a dare, diciamo, fiducia alla difesa, quello che inizia un po' a coordinare pure un po' la difesa, che prende abitudine nel gioco. Perché cambi pure il portiere che sta fermo così, cioè, non lo so, non lo capirò mai, Ancelotti non lo capirò mai. E poi i soliti cambi che fa, chi gioca, chi non gioca, vabbè. Per me le colpe, le ragioni sono un po' di tutti e di nessuno, quindi facciamocene una ragione. Siamo una bella squadra, ma dopo un anno con Ancelotti e varie partite anche di questo campionato non si riesce a trovare una continuità, una fisionomia, come posso dire, un'impronta questa squadra. Cioè, gioco è vago, giochi contro una squadra che si gioca già, sai, sì, è vero, c'è stato un paio di tiri, parata, però è poco, ragazzi, è poco, è poco. Mica ogni cross la pigliavano sempre loro. Cioè, poi c'è stato il cross un po' troppo teso di Milik per Lorente giustamente. Cioè, aiuto in faccia, ma che era fare? Ragazzi, ma che doveva fare? Vabbè, comunque mi sono preoccupato della partita con l'Atalanta. Là sì, giochiamo a Napoli, quindi dobbiamo vincerla, però un pareggio là non è che sarebbe male. Vabbè, speriamo bene, sempre forza Napoli, fate i bravi, lasciate un like, iscrivetevi al canale, lasciate un commento nel caso avete più da dire su questa partita, perché sinceramente a me mi pare fotocopia della partita col Torino, col Cagliari, no, col Cagliari là c'è stata proprio la partita là mi arracca fino alla fine del campionato. Bruciore qua. Vabbè ragazzi, sempre forza Napoli, siamo all'inizio del campionato, ci vorrà tempo, possiamo ancora ambire a traguardi prestigiosi. Forza Napoli. E niente ragazzi, ci sentiamo, ci vediamo e ci parliamo e ci scriviamo nella prossima partita di campionato. Ricordando che nella Champions abbiamo battuto, non ho girato il video perché stavo al lavoro, abbiamo battuto il Salisburgo per 3-2 in casa degli austriaci. E ragazzi, la partita non era facile, eppure vedi, Napoli cambia fisionomia, cambia gli interpreti, cambia il gioco, cambia la volontà, cambia la forza, non so, in Champions League. La partita si poteva pure perdere, però comunque eravamo una giocata a viso aperto, comunque un avversario degno e forte. E ragazzi, un po' è anche questo forse, le scuole della Champions. Vabbè, comunque, sempre forza Napoli. Ci vediamo al prossimo video, fate i bravi, iscrivetevi al canale. E secondo me con l'Atalanta gli stimoli saranno più forti, che a parte l'Atalanta non si chiude, gioca a viso aperto, quindi ce la possiamo giocare un po' meglio. Ma poi sarà una bella partita ragazzi, sono curioso di vedere questa Atalanta come giocherà anche loro, come giocheranno contro il Napoli. Ancora complimenti all'Atalanta, complimenti alla SPAL, forza Napoli, ci vediamo al prossimo video, ciao!